Ricoveri dimezzati in terapia intensiva e RT in discesa confermano il passaggio in zona bianca da lunedì nella nostra regione. Federica lavora all'ordinanza per le riaperture, in discoteca per mangiare ma non per ballare. 2 sedicenni stranieri sono stati arrestati per aver picchiato e rapinato del suo iPhone un 18enne. L'aggressione di sabato è stata fermata dall'intervento di 2 poliziotti. Ultimo volo di addestramento della stagione oggi per le Frecce tricolori davanti a 1 migliaio di persone. Una grande emozione per il colonnello Farina, anteprima delle nuove livree per i 60 anni della PAN. La polizia locale ha delimitato con un nastro segnaletico con scritta "Attenzione corvi aggressivi" il parco di Rualis di Cividale, assediato dalle cornacchie che forse per difendere i piccoli attaccano chi passeggia in zona. Archiviata l'edizione 104, il Giro d'Italia pensa al 2022. Per salvare il Lussari l'ipotesi più fattibile è la cronoscalata. Sabato intanto la redenzione solidale dello sconsiderato tifoso dello Zoncolan. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. In apertura la pagina Covid con numeri che per la nostra regione confermano il passaggio in zona bianca da lunedì. Sono numeri che vedono i ricoveri in terapia intensiva dimezzati, un RT in calo a 0,62, questo nella bozza di monitoraggio sull'andamento della pandemia. Numeri che sono confermati anche dalla Fondazione Gimbe, che però per quanto riguarda le vaccinazioni vede la nostra regione in molte fasce d'età ampiamente sotto la media nazionale. Occupazione delle terapie intensive Covid praticamente dimezzata, nuovi contagi in costante discesa ed indice RT in calo da 0,66 a 0,62. I numeri riportati nella bozza del report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute confermano che da lunedì prossimo il Friuli Venezia Giulia sarà in zona bianca, come rimarcato in mattinata dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. I casi riportati alla Protezione Civile negli ultimi 14 giorni calano del 37,4% con un trend stabile rispetto alla settimana scorsa. I tamponi positivi sul totale dei test effettuati sono scesi da attivi sono passati da 349 a 210. Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, in una settimana l'occupazione dei posti letto Covid è scesa nelle terapie intensive dal 9 al 5% e nelle aree mediche dal 5 al 4%. I focolai attivi sono passati da 349 a 208, mentre quelli nuovi da 76 a 38. Anche il monitoraggio della Fondazione Gimbe conferma il quadro in miglioramento non solo in Friuli Venezia Giulia ma in tutta Italia, con la riduzione dei nuovi casi del 29,5% e dei decessi del 17,4%. Anche a livello nazionale crollano i ricoveri da Covid negli ospedali grazie alle elevate coperture vaccinali degli over 70. L'incidenza è calata del 25% in 2 settimane. In Friuli Venezia Giulia è di 18 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni. La più bassa si registra in Molise con 11 casi. Per quanto riguarda l'andamento della campagna vaccinale, Gimbe evidenzia come in Friuli Venezia Giulia abbia completato il ciclo il 18% della popolazione, mentre il 20,3% si è visto somministrare solo la prima dose. Per quanto riguarda gli over 80, complessivamente si supera il 90%. L'84% ha ricevuto entrambe le dosi, il 7% solo la prima. Per le altre fasce d'età, la nostra regione continua a restare ampiamente sotto la media nazionale. E in vista del passaggio alla zona bianca, il Presidente della Regione Fedriga con i colleghi di Molise e Sardegna sta lavorando alle ordinanze per le riaperture di tutte le attività a partire da lunedì. Ci sono novità per le discoteche, i provvedimenti puntano a far riaprire sì i locali, ma solo per i servizi bar e ristorante. Non sarà possibile ballare in pista. E poi da lunedì niente coprifuoco in Regione. Con l'ingresso in zona bianca a partire da lunedì, in Friuli Venezia Giulia sparisce il coprifuoco e vengono anticipate le riaperture delle attività per le quali era stato definito un cronoprogramma diverso. Il tutto nel rispetto delle misure preventive in vigore, a partire dall'utilizzo della mascherina e dal distanziamento, è quanto prevede la proposta delle regioni condivisa con il governo. In zona bianca si potrà far tutto, ma con dei limiti definiti da regole uniformi a livello nazionale, commenta il presidente Massimiliano Fedriga. Zona bianca rafforzata, dunque,
dunque, ma con la ripresa da subito di tutte le attività economiche, con una novità che riguarda le discoteche. I governatori delle regioni che si apprestano a passare in zona bianca, oltre al Friuli Venezia Giulia, anche Molise e Sardegna, stanno lavorando a 3 ordinanze che riguardano la riapertura di tutte le attività da lunedì, nel rispetto delle linee guida. Il provvedimento prevede che i gestori delle discoteche saranno autorizzati ad aprire i locali, ma solo per i servizi di bar e ristorante. Non sarà possibile ballare in pista. In Friuli Venezia Giulia dalla prossima settimana si potranno riaprire i parchi tematici, potranno ripartire gli spettacoli anche viaggianti, le fiere, le manifestazioni. Si potrà nuotare nelle piscine al chiuso, partecipare a matrimoni ed altre cerimonie ed entrare in sale gioco e scommesse. Fedriga ha spiegato che in caso di recrudescenza della pandemia e di cambi di colore si ritornerà a misure più restrittive. Sul fronte delle vaccinazioni, il governatore, intervenuto questa mattina a Radio Anch'io, ha fatto sapere che non è da escludere che si possa anticipare, rispetto alla data del 10 giugno, la possibilità di aprire le prenotazioni a tutti. In attesa ci sono in particolare i trentenni e tutte le regioni, ha detto il governatore, di fatto stanno correndo. Confermano il trend di discesa anche i dati di oggi relativi al Friuli Venezia Giulia, con i ricoveri in terapia intensiva che calano a 8 e scendono a 41 quelli in altri reparti. 2 i decessi, 33 i nuovi casi su 5.567 tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici, 4.965 le persone in isolamento, anche qui in discesa. Nessun contagio nelle case di riposo tra ospiti e personale né nelle strutture sanitarie regionali. Pretendono l'iPhone che ha in mano e per questo 2 sedicenni stranieri hanno picchiato e rapinato un 18enne notato mentre transitava in Borgo Stazione. La violenta aggressione a suon di calci e pugni risale a sabato scorso alle 18 e si è consumata a pochi metri dalla stazione delle Corriere di Udine. A fermare la violenza l'intervento di 2 agenti della Polizia di Stato che hanno sentito le urla e sono arrivati sul posto mettendo in fuga i 2 ragazzi che sono stati poi bloccati vicino al sottopassaggio ferroviario. Il telefonino è stato recuperato e restituito al proprietario. I 2 minorenni sono stati arrestati per rapina in concorso. Uno dei 2 era già noto alle forze dell'ordine per fatti analoghi e ieri, dopo la convalida degli arresti, il GIP ha disposto per entrambi la misura cautelare del collocamento in comunità. 2 uomini, un udinese e uno straniero residente a Fagagna e una 26enne sono stati condannati oggi per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Al Tribunale di Udine alla donna era stato trovato quasi mezzo etto di hashish nascosto nel reggiseno. Una assoluzione e 3 condanne. Si è concluso così in tribunale a Udine, davanti al giudice monocratico Paolo Lautieri, il processo che vedeva accusati 3 uomini e una donna per fatti di droga risalenti al marzo 2016. Si tratta del 29enne udinese Salvatore Gallo, condannato a 3 anni di reclusione, del 27enne nato in Marocco e residente a Fagagna Tariq Filai, condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione, e della 26enne triestina Ambra Sartori, condannata a 1 anno e 4 mesi di reclusione per detenzione di droga a fini di spaccio, pena sospesa. Filai era accusato di detenzione a fini di spaccio di 93 grammi di hashish. Fu sorpreso dalla squadra mobile di Udine e, alla vista degli agenti, aveva gettato lo stupefacente contenuto in un sacchetto in un'area verde di via Cividale. Gallo, invece, era accusato di aver ceduto a più riprese da 2 a 10 grammi di hashish a 2 acquirenti, oltre ad aver venduto quasi 1,5 etto di hashish, poi sequestrati dalla stessa squadra mobile, a un uomo e una donna. Quest'ultima era proprio Ambra Sartori, addosso alla quale la polizia trovò 3,4 grammi di hashish nascosti in un pacchetto di sigarette e altri 46,6 celati nel reggiseno. Il resto della droga fu trovato nelle mutande dell'uomo, la posizione del quale è stata stralciata perché ricorse al patteggiamento. Infine è stato assolto un quarto imputato accusato di detenere a fini di spaccio 42 grammi di cocaina nascosti in un boschetto situato nell'area dello scalo ferroviario udinese. Spilimbergo è in lutto per l'improvvisa scomparsa dell'ex sindaco Renzo Francesconi, che è morto ieri all'ospedale di Pordenone a soli 55 anni, era stato primo cittadino per un decennio e anche assessore in provincia e presidente del CRAF. L'addio sarà in forma riservata. Se n'è andato in modo inaspettato, lasciando un grandissimo dolore nella comunità che ha sempre amato, Spilimbergo. Renzo Francesconi, 55 anni, sindaco della città del Mosaico per 10 anni, dal 2008 al 2018, è morto ieri all'ospedale di Pordenone in seguito a precarie condizioni di salute aggravatesi improvvisamente. La sua città è attonita perché fino a pochi giorni fa aveva partecipato alle attività del paese, rappresentato Spilimbergo anche alla recente inaugurazione della Biennale d'Arte a Venezia. Uomo pubblico da molti anni, prima assessore in provincia, poi sindaco,
sindaco, ha militato in Alleanza Nazionale, Forza Italia e da ultimo nella Lega ed è stato anche presidente del CRAF. Per sua stessa volontà però la sua scomparsa voleva fosse riservata e per questo, pur nel dolore, i tanti amici lo ricordano in silenzio, a partire dall'attuale sindaco Enrico Sarcinelli e dall'europarlamentare Marco Dreosto, che con lui hanno condiviso l'esperienza in giunta a Spilimbergo. Anche le esequie saranno celebrate in forma strettamente privata. Francesconi lascia la moglie e una figlia adolescente, alle quali tutta la comunità si stringe con affetto. Seconda giornata di ricerche della 56enne di Castells di Strada, che non dà più notizie di sé dall'altro ieri dopo essersi allontanata dal centro di salute mentale di Latisana. I vigili del fuoco che hanno allestito la base operativa vicino al CSM hanno battuto senza esito la zona urbana e quella extraurbana, senza escludere i corsi d'acqua e le zone di campagna, con il supporto delle unità cinofile del nucleo Spello Alpino Fluviale, degli elicotteri, dei vigili del fuoco e della protezione civile e 2 droni provenienti da Belluno e Rovigo. È stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri nelle campagne di San Daniele un uomo di 83 anni. A dare l'allarme erano stati familiari che non l'avevano visto rientrare a casa. È stato sufficiente raggiungere il luogo dove era solito recarsi per una passeggiata per fare la triste scoperta. L'uomo è stato colto da un malore fatale che non gli ha permesso di chiedere aiuto. Un cittadino marocchino di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri perché è ritenuto responsabile di aver rubato nel supermercato Coop di Maiano bottiglie di champagne e whisky per un valore di oltre 600 euro. Aveva sottratto gli alcolici lo scorso 20 febbraio usando una carta stagnola e una shopper di un altro negozio per ingannare i cassieri, ma poi al secondo tentativo è stato notato dai dipendenti che hanno chiamato i militari dell'arma e sono dunque scattate le manette. Denunciata invece in stato di libertà dai carabinieri di Campoformido una donna residente nel Medio Friuli per fuga e omissione di soccorso perché nella prima serata di martedì a Meretto di Tomba aveva causato un incidente stradale per poi darsi alla fuga senza prestare aiuto. La donna che guidava l'altra auto, una trentenne di Morsano al Tagliamento, ha riportato lesioni non gravi che sono state medicate al pronto soccorso dell'ospedale di Udine. E parliamo di Giro d'Italia perché nell'appuntamento con Sport FVG ci sarà lo spazio per le anticipazioni sulla prossima edizione con l'idea cronoscalata per il Lussari, ma si parla anche del tifoso, facendo un passo indietro, che ha fatto molto arrabbiare Cainero per il suo comportamento sullo Zoncolan quando ha rischiato di far cadere Lorenzo Fortunato, che poi avrebbe vinto quella tappa. Ha fatto sapere infatti Enzo Cainero che sabato alla presenza dello stesso considerato tifoso sarà comunicata la sua redenzione solidale, così l'abbiamo chiamata, perché tutto si svolgerà nella sede di Progetto Autismo FVG. Sarà una redenzione solidale, quella dello sconsiderato tifoso che sabato scorso sullo Zoncolan ha fatto infuriare Enzo Cainero e più in generale il mondo del ciclismo, che da tempo assieme chiedono di evitare lungo le strade comportamenti che possono mettere in pericolo i ciclisti, in tempo di Covid ancora di più. Quella corsa esagitata accanto a Lorenzo Fortunato, che poi avrebbe vinto la tappa, ma che se avesse dovuto mettere un piede a terra difficilmente su quelle pendenze sarebbe riuscito a ripartire, ha fatto il giro dei media e dei social. Enzo Cainero aveva subito chiesto di avviare l'iter per identificarlo e che in qualche modo pagasse per il rischio creato e il danno d'immagine all'operato del comitato locale tappa. Non c'è stato bisogno di cercarlo perché lui stesso, martedì mattina, ha chiamato Cainero e sarà sempre lui, sabato, a comparire con Cainero all'appuntamento che svelerà le modalità scelte per la sua redenzione. Nulla di più è stato detto al momento, ma è facile capire che sarà un'ammenda, pecuniaria o no, di carattere solidale. I due parleranno alla stampa dalla sede di Progetto Autismo FVG, fondazione che supporta all'incirca 90 famiglie in Friuli Venezia Giulia, al cui interno ci sia un componente, dall'infanzia fino all'età adulta, affetto da sindrome autistica, disturbi pervasivi dello sviluppo o sindrome di Asperger. È facile dunque pensare che proprio a questa ONLU sarà indirizzato un contributo. Quanto otterremo andrà in beneficenza, aveva detto Cainero, che voleva solo un segno, un epilogo della vicenda, per fare in modo che cose di questo genere non abbiano a ripetersi. Da CGIL Cisle Riunite 13° è arrivato un appello in vista della ripartenza del mondo del lavoro tra regione e sindacati, tenere alta la guardia per garantire la sicurezza sul lavoro.
Tra gennaio e marzo 2021 gli infortuni mortali in regione sono stati 2 in flessione rispetto ai 4 del primo trimestre del 2020, quindi con un andamento per ora in controtendenza rispetto al dato nazionale. Crescono invece le denunce di infortunio che sempre tra gennaio e marzo hanno fatto segnare un incremento di 296 casi, mentre il dato nazionale vede una flessione del 2%. I dati INAIL sono stati illustrati a Tricesimo in un confronto al quale hanno partecipato rappresentanti di regione e dei sindacati CGIL e CISL e UIL, i quali hanno ribadito che sui luoghi di lavoro c'è una strage che va fermata. Il problema è locale, il problema è nazionale, molte cose dipendono dalle iniziative che si possono prendere sul territorio come quella di oggi, molto dipendono da un cambio delle normative, più aiuti all'attività di prevenzione, più aiuti alle imprese che vogliono investire in tecnologia sicura, più formazione per i lavoratori, più formazione per i rappresentanti per la sicurezza. E noi abbiamo fatto dei protocolli a livello regionale, abbiamo fatto anche i protocolli adesso da Covid che ovviamente trattano i temi della sicurezza. Noi siamo arciconvinti che in questo momento ci sia un bisogno disperato di formazione professionale, anche perché avremo un gruppo di lavoratori che risulterà in esubero anche a seguito della crisi pandemica. La sicurezza è una cosa che non si può rilanciare soltanto dopo un evento luttuoso, è una partita che va giocata 365 giorni all'anno, soprattutto sulla formazione, sull'informazione, sull'addestramento, perché è un dato inaccettabile che ancora oggi 3 persone alla mattina vanno a lavorare e non tornano a casa. All'incontro hanno partecipato anche il vicepresidente della regione Riccardi e l'assessore Rosolen, che hanno parlato della sicurezza sul lavoro come un bene fondamentale e hanno definito molto importante il continuo dialogo con le sigle sindacali. Bisogna continuare a lavorare nella direzione che abbiamo preso nel corso di questi mesi. Io penso che il dialogo col sindacato sia una cosa importante, le istituzioni devono parlarsi, penso che noi dobbiamo recuperare molto nelle attività di promozione della salute, nelle attività delle prevenzioni che sono state messe alla fine della catena, quando devono essere all'inizio della catena. Probabilmente questa è anche la ragione per la quale vediamo adesioni alla vaccinazione molto più basse rispetto ad altre regioni italiane e questo purtroppo lo riscontriamo anche all'interno del sistema sanitario. Questo è un dato che preoccupa e quindi è chiaro che bisogna ricominciare a investire dove per troppi anni non si è investito. Noi dal 2018 abbiamo iniziato a confrontarci con tutte le parti sociali e datoriali, i soggetti preposti alle verifiche e ai controlli, INPS, negli ispettorati provinciali del lavoro. Abbiamo modificato in tal senso la legge 18 sul lavoro, abbiamo modificato la legge sull'istruzione e dopo la firma del protocollo del 2019 abbiamo dato attuazione a tutti quelli che erano gli accordi in esso inseriti, compreso l'inserimento dei percorsi formativi già a partire dalle scuole. Non solo gestore del territorio, ma anche aggregatore di servizi per le aziende insediate. Il COSEF punta ad ammodernarsi grazie alla creazione di un centro direzionale all'interno della ZIO. Lo ha annunciato il presidente Gottardo dopo l'approvazione del bilancio. Con 1.200.000 euro di valore aggiunto distribuito sul territorio, il COSEF, Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli, approva il bilancio 2020 caratterizzato da risultati positivi nonostante la pandemia. Attualmente gestisce 4 aree industriali dove sono insediate 320 aziende per un totale di 10.600 addetti, alle quali garantisce una vasta tipologia di servizi e di attività. Ora punta ad avere anche funzione di aggregatore di servizi con la realizzazione della sede di un centro direzionale all'interno della ZIU grazie al finanziamento da parte della Regione di 4 milioni di euro. Noi abbiamo pensato che i consorzi industriali debbano fare un salto di qualità, passando da gestori di territorio a fornitori di servizi. Per favorire questo abbiamo pensato di costruire in zona industriale udinese, perché è baricentrica rispetto alle nostre 4 zone che gestiamo, un centro servizi che oltre a ospitare gli uffici del consorzio che si trasferirà in tale luogo, una sala multimediale a disposizione dei consorziati, una mensa con servizi di ristoro per pranzi di lavoro, un
una palestra, un centro medico, uno sportello bancario e, siccome vogliamo incrementare un welfare aziendale, quindi territoriale, anche un asilo nido, il tutto sarà collegato anche da una pista ciclabile che partirà da Udine e andrà fino a Lauzacco e porteremo l'autobus che adesso si ferma ai Paparotti in zona in maniera da cercare di scaricare un po' la movimentazione di auto private a favore del servizio pubblico. Per il nuovo centro servizi del COSEF 4 milioni sono stati stanziati dalla Regione, che intende chiudere al più presto la questione Aussacorno ed evitare che la zona sia gestita da un commissario. I consorzi di sviluppo economico locale stanno cambiando veste e sempre di più stanno adeguando i loro servizi alle esigenze delle aziende insediate. Io ho fortemente voluto questo nuovo centro direzionale nel consorzio. Abbiamo come Regione Friuli Venezia Giulia messo a disposizione 4 milioni di euro e continueremo ad investire nei consorzi. Con Sviluppo Impresa io ho rafforzato, potenziato uno strumento che in questi anni, anche grazie al rilancio imprese, molto bene ha lavorato, molto bene ha fatto per il nostro territorio, ma soprattutto per gli imprenditori del nostro territorio. Quindi molti insediamenti, andremo ad allargare quelle che sono le zone nelle quali potranno operare i consorzi di concerto con i comuni, insomma un braccio operativo della Regione che dovrà essere sempre più performante. Ecco, sviluppo della portualità anche per il Friuli centrale, quindi ci riferiamo a Porto Novo. Fondamentale, anche lì stiamo accelerando la chiusura della fase commissariale. Io mi auguro davvero in tempi strettissimi di rimettere a disposizione del Consorzio un'area strategica importante non solo per la Bassa Friulana, ma ribadisco per tutta l'area del Friuli. La pandemia ha evidenziato la necessità di sviluppare maggiormente le produzioni a livello locale. Internazionalizzazione sì, vale a dire il mio prodotto lo devo vendere in giro per il mondo, delocalizzazione no, vale a dire cercare il più possibile di far sì che il nostro paese, la nostra regione sia autonoma da un punto di vista delle filiere produttive. Come diceva lei, durante la pandemia, ahimè, abbiamo capito cosa significa non essere autosufficienti. L'accordo per il protocollo d'intesa relativo ai dragaggi nelle lagune regionali sarà portato domani in giunta regionale e per la prima volta in Italia ci saranno le firme delle capitanerie di porto, oltre a quelle di OGS, ARPA, Soprintendenza, Autorità Portuale e Provveditorato ai Lavori Pubblici. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, definendolo un atto importante che potrà aiutarci a evitare futuri blocchi istituzionali legati in riferimento a una serie di progressivi passaggi di competenze e responsabilità tra Regione e Stato centrale. Il dibattito è stato aperto in sede di commissione dal capogruppo Dem Diego Moretti, che ha parlato di una materia molto complessa con risvolti penali non banali. Non ci interessa cercare colpevoli, ha detto, ma i problemi vanno risolti. L'economia legata al turismo marino è un ambito fondamentale. Dividendi per 2,6 milioni di euro a favore della comunità regionale. Questo è il frutto del bilancio di INSIEL. Obiettivo: digitalizzazione completa di tutti i sistemi informativi della pubblica amministrazione. Questo è nel mirino di INSIEL per il futuro, dopo l'approvazione del bilancio 2020 da parte della Regione Socio Unico. Un'occasione per confermare gli esiti del lavoro di un anno della società in-house regionale e anche per ottenere la distribuzione dei dividendi per 2.600.000 euro, risorse che metteremo a disposizione della comunità regionale per iniziative per la ripartenza. Abbiamo richiesto un'ancora più incisiva partecipazione di INSIEL nell'affiancare gli enti locali, oltre che la Regione per le sfide del PNRR, perché siamo convinti che la transizione digitale sia una sfida che dovrà vedere protagonista INSIEL per poter effettivamente rendere moderni e digitali come dobbiamo tutti i nostri sistemi informativi della pubblica amministrazione. E adesso andiamo a Rivolto, dove oggi si è tenuto un evento per l'ultimo addestramento acrobatico della PAN per questa stagione. La pattuglia acrobatica nazionale si è esibita davanti a 1 migliaio di persone e si guarda ora un grande evento per settembre, sperando anche in qualche uscita prima nel corso dell'estate.
il triangolone delle frecce tricolori e questa è la manovra d'ingresso, il looping d'ingresso. È stata una giornata molto emozionante, siamo felici come secondo Storm e come aeronautica militare di aver potuto organizzare questo ultimo addestramento acrobatico 2021 e aver potuto dare l'opportunità a un pubblico, seppur in numero limitato, di poter assistere a questo spettacolo bellissimo. È un ultimo addestramento acrobatico che vuole essere un simbolo, un segno di ripartenza non solo per le frecce tricolori aeronautica militare, ma una ripartenza per tutti. Stiamo vedendo un po' la luce in fondo al tunnel, no? Un po' in tutti i settori. Noi speriamo che questo sia di buon auspicio, il tricolore steso dalle frecce tricolori nell'ultimo passaggio, speriamo possa essere di buon auspicio per questo periodo difficile, ma siamo convinti che a breve ci sarà una ripartenza forte nel nome del Made in Italy, nel nome del nostro bellissimo paese. Oggi abbiamo visto anche in anteprima le nuove livree, tutto questo anche guardando ovviamente i festeggiamenti di settembre per i 60 anni. Per i 60 anni abbiamo deciso, un'idea nata quasi per caso, l'idea nata quasi per caso ma fortemente voluta, quella di ricordare chi ci ha preceduto. Le livree sono commemorative delle pattuglie che hanno preceduto le frecce tricolori a partire dagli anni 50, dal 1952, e sono in ordine di esibizione di comparsa e di esibizione delle pattuglie prima delle frecce tricolori. Dal 61 in poi nasce, dal 1 marzo 61, nasce la meravigliosa avventura delle frecce tricolori. Noi siamo i fortunati protagonisti che vivranno il 60° delle frecce tricolori e speriamo di poterlo festeggiare assieme a tutti gli appassionati. A seconda di come sarà l'evoluzione dell'epidemia ci sarà più o meno pubblico e quindi noi incrociamo le dita e lo speriamo vivamente. Mittelfest, giunto alla 30ª edizione, progetta il futuro con il tema Eredi e 2 festival internazionali. Mittelfest rilancia la propria dimensione internazionale, si estende nel tempo e nel territorio dal cuore di Cividale verso le valli del Natisone e del Torre e propone un programma nel quale ciascuno possa trovare spettacoli adatti a sé, con un occhio di riguardo per le famiglie. Il Festival di Teatro, Musica e Danza, giunto alla 30ª edizione, si svilupperà attorno al tema Eredi dal 27 agosto al 5 settembre. Dal 24 al 27 giugno invece spazio alla nuova rassegna Mittel Young dedicata ai giovani talenti. Abbiamo ritenuto importante, partendo dal progetto Mittel Young, di coinvolgere i giovani. Abbiamo fatto dei progetti sul territorio usando ad esempio le mappe parlanti all'interno del Mittelland, con la logica di coinvolgere le famiglie sempre di più nella fruizione della cultura. Il nostro obiettivo è quello di essere una piattaforma che fa cultura, che fa economia, che lega il territorio e quindi locale ed internazionale, diciamo, al tempo stesso, e chiaramente le famiglie per noi sono una cosa importante. Quest'anno abbiamo pensato, soprattutto dopo questo lungo periodo di chiusura, di immaginare un festival concentrato a Cividale del Friuli, con l'idea di poter fare un'esperienza a 360 gradi per 10 giorni con spettacoli tutta la giornata. Ci saranno nomi importanti che verranno apposta a realizzare produzioni per noi, come Lino Guanciale con Europeana, come Neri Marco Re in una collaborazione con Ravenna Festival per un concerto dedicato a Dante. Ma importantissimi sono naturalmente gli spettacoli dall'estero, dall'area centro-europea balcanica, e le importanti collaborazioni che abbiamo con le realtà della regione, a partire dall'FVG Orchestra che terrà il concerto inaugurale, ma penso anche ad Arlef che insieme all'Accademia Naonis porterà qui Tosca a cantare in friulano, penso al Conservatorio Tomadini, al Conservatorio Tartini, a Piano FVG, a Progetto Musica e per i bambini a Circo all'incirca. La Regione ha fortemente voluto rilanciare Mittelfest in coerenza con il ruolo che il Friuli Venezia Giulia deve avere nell'area centroeuropea, ha detto in occasione della presentazione il presidente Massimiliano Fedriga, che ha aggiunto: siamo un punto di riferimento per innovazione, ricerca, trasporti, logistica, dobbiamo esserlo anche per la cultura. Interdetto e delimitato con un nastro segnaletico il parco Rualis di Cividale, assediato da una famiglia di cornacchie particolarmente protettive. Rualis, tranquilla frazione di Cividale del Friuli, ieri si è trasformata nel set ideale di The Birds, il celebre film del maestro del brivido Alfred Hitchcock. Nel pomeriggio un gruppo di cornacchie ha iniziato a sorvegliare la zona volando a bassa quota, attaccando chiunque provasse ad avvicinarsi ai bidoni dei rifiuti o ad attraversare l'area verde di via Michelangelo Buonarroti ai lati della chiesa di Santo Stefano.
Diversi gli attacchi tentati, almeno 3 quelli portati a termine, tutti anticipati da un gracchiare forte e minaccioso. È stata presa di mira anche una donna con un bimbo. È successo che sono venuto per qua, è venuta la signora per qua con la bicicletta, con la carrozzina, bambino, viene giù il corvo, gli salta sulla testa. Attaccavano le persone, le donne. Sua moglie anche? Sì, ma di brutto attaccano con le artiglie e col becco. La signora aveva sangue qua. Dopo l'allarme lanciato dai cittadini, la polizia della comunità del Friuli Orientale ha delimitato l'area con un nastro segnaletico, con tanto di scritta: attenzione, corvi aggressivi. Adesso stiamo monitorando la situazione e attendiamo il responso degli esperti, ci ha riferito il comandante Fabiano Galizia, che ha provveduto ad attivare i servizi veterinari. Da anni i residenti lamentano la presenza invasiva della specie, tanto che già qualcuno è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Sono pericolose. Io in stazione, quando sono a prendere il giornale, sono venuti 5 che non arrivavano a pararmi. Mi ha toccato andare in ospedale che mi ha forato tutta la testa. L'assessore alla sicurezza, alla tutela del territorio e del benessere degli animali, Davide Cantarutti, invita i residenti alla prudenza e alla pazienza, immaginando che gli uccelli stiano solo difendendo i loro piccoli. Vi lascio a Sport FVG e poi le previsioni del tempo. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Buona serata, arrivederci.